Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questa mattina la polizia, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, ha eseguito 21 misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di funzionari e dipendenti della Motorizzazione Civile di Palermo e di numerosi responsabili di agenzie di sbrigo pratiche automobilistiche. L'indagine è stata avviata nell'ambito dell'attività di monitoraggio e repressione del fenomeno del riciclaggio di autovetture, in particolare attraverso l'analisi delle pratiche di nazionalizzazione, cioè l'immatricolazione dei veicoli provenienti dall'estero, passate dalle 7.740 nel 2016 alle 20.465 nel 2019. La polizia di Enna, nell'ambito dell'operazione denominata Fora, ha eseguito 10 misure cautelari a carico di soggetti di Catania indagati per la commissione in concorso tra loro di reiterati delitti di furto di autovetture avvenuti nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa tra i mesi di febbraio e aprile 2022. 19 i colpi messi a segno. Dopo la dichiarazione del ministro Piantedosi, che sulla strage di migranti avvenuta sulle coste calabresi aveva detto: la disperazione non può mai giustificare le condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli, interviene l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Non c'è spazio per i qualunquismi, è tempo per tutti di rifiutare con chiarezza ogni narrazione che cerca di incolpare l'anello più debole della società. Il membro del governo Meloni interverrà in Parlamento. Il mondo della ristorazione siciliana è in lutto per la scomparsa di Salvatore Cascino, celebre chef palermitano e capostipite di una famiglia di cuochi e professionisti del settore. Conosciuto come il Cavaliere, Cascino trasmetteva la sua passione culinaria ai suoi figli e ai suoi nipoti, rendendo il ristorante un luogo di eleganza e prestigio, e per questo frequentato da personaggi famosi. Ideatore di Ali Pascià, un semifreddo con mandorle caramellate e cioccolata calda. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.